Direttore di Bari, la scelta di Ciro Danucci, un allenatore che ha vinto a Brindisi, ha giocato a Taranto, come mai ecco, si è scelto questo tipo di profilo e che visione state avendo in questi primi giorni in cui state correndo ecco, la ricerca della nascita di questa SS Taranto? Beh, la scelta dell'allenatore, diciamo, abbiamo sentito 3 o 4 allenatori importanti, positivo anche gli altri, non allenatori credo alla pari, cioè abbiamo scelto 3 o 4 allenatori a sentire insieme alla proprietà, bravi, perché ne abbiamo sentiti 3 o 4 bravi, d'affidamento. Dopo con la proprietà abbiamo deciso Ciro Danucci, perché abbiamo deciso Ciro Danucci, voglio dire, uno dovevamo scegliere, magari è normale che dopo scegli uno, gli altri non li scegli, ma non per demerito o per qualcosa, ma perché gli altri sono anche persone professionali, serie, preparate, cioè, sono allenatori anche quotati comunque nel mondo del calcio. Ci sarà un'accelerazione inevitabile, nonostante la richiesta, insomma, da parte. Ci sarà un'accelerazione adesso sul mercato, giustamente, perché da un lato c'è la LND Puglia che punta a partire al 31 di agosto, però c'è la richiesta ufficiale da parte del Taranto di posticipare almeno di un paio di turni l'inizio del campionato, quindi almeno il Taranto al 14 di settembre, proprio per partire alla pari con le altre, forse. Ma è normale che adesso c'è una situazione, diciamo, di ritardo e bisogna accelerare su tutte le situazioni, non dico di squadra, di organizzazione, di tutto quello che concerne la struttura sportiva, iniziando dalla struttura alberghiera, campo sportivo, attrezzature, tutto quanto, e si corre dietro a tutte le situazioni, si sta facendo tutto veloce proprio per cercare di anticipare un po' i tempi, e per cercare soprattutto di mettere insieme un gruppo di calciatori che quanto prima possibile potremmo iniziare ad allenarci. Io spero che la federazione possa capire questo, il ritardo che parte il Taranto Calcio, che possa almeno posticipare di qualche settimana sia la Coppa Italia sia il campionato. Dopo, per quello che stavamo dicendo prima, riteniamo che stavamo parlando sulla questione tecnica, riteniamo che Ciro Danucci in questi anni che ha allenato ha fatto un buon percorso, essendo un allenatore anche giovane, ha fatto un buon percorso, viene da una stagione particolare alla Fidelis-Sandria, dove magari non ha avuto manco il tempo materiale per dare il suo apporto tecnico alla Fidelis-Sandria, però precedentemente ha ottenuto dei risultati importanti, iniziando dal Nardò a Fasano, Brindisi, e queste esperienze che ha avuto comunque ha lavorato bene, ha fatto bene, è un allenatore preparato, giovane, ambizioso, e giustamente alla fine, come dicevo prima, avremmo dovuto scegliere una persona ed è caduta su Ciro Danucci la scelta da parte nostra. La scelta è stata condivisa con la proprietà insieme, e si è presa questa decisione. Quanto, in conclusione, è preoccupato per questo fisiologico ritardo, ecco, per questo inizio di preparazione e quant'altro? Ma non si può fare diversamente, perché purtroppo il Taranto viene da un fallimento ed è stata presa qualche giorno fa alla manifestazione di. Parlavo giustamente come esperto, come esperienza che ha lei, è chiaro questo, insomma, la domanda era sulle sue esperienze. È normale che questo ritardo comunque lo pagheremo, però cercheremo nel miglior modo di sbagliare il meno possibile, di pagarlo il meno possibile, però non ci spaventa perché il campionato è lungo, c'è tutta una stagione, si può rimediare agli errori e dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. Degli errori si faranno, però cercheremo di sbagliare il meno possibile. Chiedo solo a tutti quanti di cercare di essere vicini, di collaborare e di aiutare soprattutto in questo momento, perché abbiamo bisogno di tutti, stampa, tifosi, tutti quanti, ecco, avremo bisogno di tutti quanti, e tutti quanti credo che ognuno debba fare la sua parte in positivo, solo così si potrebbe a riuscire quanto prima possibile a raggiungere dei risultati importanti. Io la ringrazio, direttore. Oggi come oggi dicevo, sì. La credibilità è la famiglia Ladisa, la proprietà, che oggi è la credibilità vera del Taranto Calcio.
che dà garanzia a tutti quanti. E questo lo si è già notato, insomma, anche sui social, toccando il polso ai tifosi, assolutamente. Grazie direttore, buon lavoro, ci risentiremo. Grazie a Riccardo Di Bari, direttore sportivo del Taranto. Grazie.